Io darei un quarto d'ora, 20 minuti, massimo mezz'ora, per quella discussione che sia accesa in modo da chiarire, in modo anche da lasciare che poi a livello politico ci siano degli impegni anche diversi e anche le differenze che ci siano in vista delle elezioni regionali. Però poi il tempo che dedicherei tutto, se fosse possibile, il più possibile comunque, a tentare insieme di canalizzare e di rendere come un vademecum praticabile, semplice ma chiaro e lineare su quello che abbiamo costruito acqua, aria, terra e energia. E credo che sia molto importante, anche perché mi pare di capire che adesso tutto è concentrato sulla crescita, sulla necessità, che è un problema reale, il problema del lavoro, ma se il problema del lavoro va da quella parte là noi ci andiamo in ingorgo di nuovo. Allora, se voi siete d'accordo, lo schema sarebbe che fino alle 3:20 discutiamo un attimo e ci chiariamo le idee per quanto riguarda i rapporti fra di noi altri rispetto all'impegno delle elezioni e all'impegno politico sulle elezioni o d'altro, e poi passiamo in rassegna immediatamente sia gli obiettivi delle singole cose sia la proposta che è stata fatta, che almeno su 1, 2, 3 cose importanti in questo momento siamo capaci anche di mobilitazione, oltre che di programmi che vanno avanti, anche di mobilitazione, perché credo che siamo capaci di esprimere o comunque di essere in collegamento con alcune cose molto urgenti che stanno ancora. Ho visto che sotto i fari del controllo generale sta finendo anche sì, insomma quasi tutto sta finendo dentro al controllo, quindi potrebbe essere che vengano fuori delle novità non piccole proprio adesso in vista delle elezioni. Allora, siete d'accordo su questa divisione? Prima il segmento che riguarda il dibattito fra noi altri, chiarircelo e metterlo tranquillo e lavorare, e poi ognuno lavora come pensa riguardo alle elezioni. Il nostro compito come comitati però rimane il compito culturale, che non significa un compito letterario, significa un impegno specifico, un impegno come comitati, come soggetto che continua ad andare avanti. Siete d'accordo su questo? Allora, partiamo. Chi è che vuole aprire il dibattito Posso fare, visto che parlavi di mobilitazione prima, posso... Non adesso, dopo. Scusami, non era per... No. Ok. Chi è che vuole aprire? Dai, parti tu? Hai salutato. No, mi ha salutato. Io direi che sia abbastanza che è quello che ha gestito. Allora, aspetta, vuoi azionare, siediti là e mi mettiti sotto tiro. Autoinquadrati. Devo tenere, per l'ultima volta che mi sono autoinquadrato mi sono tagliato la testa. Il quadro era. No, vabbè, io l'unica cosa che secondo me sarebbe da vedere è come gestiamo la lista. Io avevo questa domanda da porre, perché se permettiamo la discussione nella lista dei temi politici, se dividiamo, Parliamo di mailing list, è l'unica cosa che abbiamo. Una lista che si presenta come strumento di discussione, ecco, diciamo. Se si vuole avere questo doppio canale di discussione, se può essere, io non so, però si può provare e vedere se questa cosa funziona. Poi dal punto di vista politico io sono un pollo, per cui non faccio... Sei un pollo. mica tanto. Veramente mi sento molto inabile, diciamo, da questo punto di vista. E c'è tempo, ci sono sicuramente molte spinte convergenti che mi arrivano, che vedo, insomma, per cui la possibilità secondo me di avere che nasca una presenza unitaria nel Veneto abbastanza forte, insomma, non è certa, però è possibile, insomma.
penso che sarebbe una cosa utile. La cosa fondamentale naturalmente è che questa cosa qui nasca anche attraverso un processo di effettiva partecipazione, e questo non è semplice perché purtroppo le persone non sono addestrate non sono abituate insomma a una discussione partecipativa, però è un aspetto sul quale bisogna in qualche maniera impegnarsi, perché tutti avvertono l'esigenza, però poi nel concreto diventa difficile. C'è qualche altro che desidera? Ecco, se prendiamo noi qui una decisione rispetto alle due liste, bisogna prenderla qui sulla lista. Sì. Già prenderla qui, non puoi prenderla da Va nessuna bene, parte. d'accordo? Quindi non so, votiamo subito. No, Almeno che qualcuno si Ti sei contraddetto chiarire il termine della questione, dai. Ma comunque prendiamo la decisione. Volevi parlare? Sì, serve un verbalizzante che... Ah, c'è qualcuno che verbalizza, va, d'accordo. Sarebbe buono anche da verbalizzare. Uno che mi dà una mano per cortesia. Date un foglio e una Perché sentite qua, I fogli voglio arrivano. è appena no, perché io volevo dire che l'attività che abbiamo fatto in questi mesi, che adesso prende il nome di ora, ha preso il nome un mese fa, già da 3 settimane a questa parte non manda più nessuna mail alla mailing list. Da quando qualcuno ha cominciato a dire no, non si deve fare confusione eccetera, anche in maniera molto forte, tutte le nostre comunicazioni arrivano solo alla lista delle persone che hanno dichiarato di essere interessate a avere queste comunicazioni, per cui io adesso farò girare un foglio. Se qualcuno che non riceve più da 3 settimane notizie, non siamo morti, ma mettete qua il vostro nome, la vostra mail e sarete informati di quello che facciamo, perché abbiamo ritenuto che le preoccupazioni, seppure espresse in maniera spesso sgarbata e esagerata, erano però motivate. Abbiamo letto i tentativi di Spartaco di abbassare i toni che non riuscivano a avere molti risultati, e secondo me neanche il fatto di dividere in due la lista secondo me è un risultato che può essere utile, oppure si può anche tentare, ma penso che la seconda lista, quella tra virgolette politica, non servirà assolutamente a nulla. È bene che rimanga la lista dei comitati per le iniziative e i programmi dei comitati, ed è bene che tutto il resto, anche se strettamente legato a comitati, non ai comitati, a comitati, oltre che a forze politiche tipo Movimento 5 Stelle piuttosto che l'altra Europa eccetera, abbia i suoi canali, perché altrimenti per me sarebbe del tutto indifferente, però il rischio è che poi hai 40 mail al giorno, come è successo negli ultimi giorni. A parte le mail c'è un altro problema, va bene. Cioè, nel senso che non si capisce più l'identità di questa cosa, per cui siccome tutti quanti qui siamo grandi e vaccinati, ognuno di noi fa anche comunque attività politica, perché altrimenti non saremo qui, perché è connaturata questa cosa, però la fa ognuno come crede. Manteniamo separate nettamente le due cose secondo me, e appunto io chiedo dei presenti, e lo chiedo a tutti sempre, puoi essere informato, ti informiamo. Da 3 settimane potete verificarlo, non c'è più nessuna mail di ora che arriva alla mailing list 30 novembre, perché non vogliamo essere occasione di discussioni inutili. Bene, c'è qualche altro che vuole aggiungere qualcosa? Alla comunicazione sì, Carlo. Per me la questione delle modalità di comunicazione è un problema secondario, cioè è solo un problema pratico di non avere, come dire, un mucchio di mail che arrivano contemporaneamente. Il problema è semmai che la concomitanza della costruzione, diciamo, Chiudi la porta, se no parlo io. perché non è proprio tanto caro. La concomitanza di questo tentativo, che secondo me è ancora indietro, di costruzione di una rete di comitati verdi, con le elezioni regionali e quindi con la presentazione che chiunque è libero di fare di liste o liste elettorali, questa concomitanza rischia di creare delle fratture dentro la costituenda rete di comitati.
se non c'è estrema divisione tra le due questioni, perché dentro i comitati ci sono persone che hanno posizioni politiche le più diversificate o non hanno nessuna neanche posizione politica nel senso di partito. Quindi io ho sentito diverse persone, io parlo anche in particolare quelli dei nostri comitati polesani, che dissentono da questa cosa. Quindi estrema chiarezza e suddivisione tra le due questioni. Uno non può, secondo me, rappresentare nello stesso tempo, è come se io adesso mi candido per, che so io, il partito X e poi vado a rappresentare la rete dei comitati. In questo momento, se lo facciamo fra 6 mesi è un problema secondario, se lo facciamo oggi sembra una strumentalizzazione ai fini elettorali e questo crea fratture. Allora, se vogliamo costruire la rete e allargarla, perché mancano importanti, secondo me, pezzi dei movimenti in giro per il Veneto, ne mancano, non sono venuti alla prima riunione e sono venuti meno ancora dopo. Allora, se non vogliamo anche ulteriormente ridurci, credo che dobbiamo avere molta chiarezza su questa questione. Quindi non certamente. Poi, ripeto, uno si vuole candidare con X, con Y, con Z e avere problemi su lui, insomma. Sì, allora, dite il nome e cognome. Io sono Fabiano Raffo. Una proposta io trovo concreto il pericolo, insomma, di qualche spaccatura. E allora cercavo di individuare, dato che lei si era proposto come garante dei comitati, due funzioni diverse che fanno, questo è quello che penso io come dovrebbe essere questa rete dei comitati, che i comitati difendono il loro territorio, quindi la costituzione dei comitati avviene in difesa di qualcosa che viene fatto contro di loro, quindi espropri, costruzioni di autostrade. Quindi il motivo d'essere di una rete è quella di mettere insieme persone che si difendono, quindi i no, ed è corretto mettere insieme i no. I sì, che sono le proposte, è già una cosa politica ed è quella che divide, poi le persone, a meno che non si individui pochi punti, come ho visto che era stato fatto il manifesto della manifestazione a Venezia, erano pochissimi punti, quelli sono condividibili da tutti, ma se si va nello specifico, quello tende a dividere. Quindi magari propongo anche un piccolo passo indietro o comunque una separazione tra addirittura questa nuova, cioè tutte queste proposte che sono state fatte dell'acqua, i 4 temi, sono già proposte che già tendenzialmente dividono anche all'interno dei comitati. Quindi io proporrei un passo indietro e fermarsi ai no come individuazione. Devi intervenire tu? No, volevo dire soltanto che io un po' dissento, se tu permetti, da quello che tu dici, perché una delle fatiche che mi pare abbiamo fatto in questo periodo è di non connotarci solo come il no e basta. Io parlo anche per il piccolo comitato su cui lavoro, non solo per ma di trovare delle costruzioni, cioè per dire alla parte politica: tu mi dici che fai questo, io ti dico che si può fare qualcos'altro, ma facendo, non dicendo no e basta. Quindi io credo che la fatica che abbiamo fatto sia un po' differente da quello che leggo in questo momento, e sono anche un po' preoccupato, ma sono d'accordo con lui, con cui di solito invece insomma non ho qualche punto di distacco, dicendo che teniamo separate queste due cose, cioè già ricevere tutte queste diciamo alla mattina queste mail è un po' difficile capire chi ha cominciato a dire cosa e perché, ma ok. Ma anche adesso dover capire che questa lista viene utilizzata anche come canale politico, francamente non è che mi scandalizzo, ma lo trovo inutile. Giustamente facciamo tutti politica, perché però non saremo qua, concordo, ma la facciamo a livello di partito fuori di qui. Ecco, questa è la mia idea. Roberto Marinello. Ah, scusate, sono Roberto Marinello. Allora, c'è Giovanni Fazio, vengo da Anzigliano. Beh, noi
rappresentiamo una piccola associazione che da 2 anni e mezzo si batte ad Arzignano, Montecchio e quell'area su una serie di tematiche, una contro la costruzione di un gassificatore voluto fortemente dai Golciari, un'altra contro l'inquinamento da perfluorati che provocava una vita nettissima e che fra poco farà esplodere un caso nazionale, perché i dati che stanno venendo fuori sono drammatici, contro la costruzione di un ospedale che prevederà sicuramente il project financing e la chiusura dell'ospedale attuale che è già perfetto. Cioè, come vedete, tutta una serie di contro, che però la nostra associazione è un'associazione in cui è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità. Le finalità non sono soltanto i singoli obiettivi, perché se fossero soltanto i singoli obiettivi sarebbero incomprensibili ai cittadini. Le nostre finalità rientrano all'interno di una visione un pochettino più ampia, che è quella che ci inquadra all'interno di un progetto di decrescita, di lotta contro gli sprechi, di lotta contro chi vede l'avanzamento economico di una società nel PIL. E quindi dentro di noi ci sono amici e compagni di varie provenienze, abbiamo i Grillini, abbiamo le fondazioni comuniste, abbiamo SEL, abbiamo compagni di tutte le parti, ed è stato un miracolo che in un piccolo paese siamo riusciti a ricompattare tutta una serie di persone che quando si parlano come organizzazioni si fanno una guerra tremenda. Quando sono dentro l'associazione nostra sono tutti contenti, alleati e partecipano continuamente perché condividono le finalità dell'associazione. Finisco subito, scusami, penso che mi vuoi interrompere. Quindi io ritengo che non si possa fare soltanto la battaglia di dire nel mio orticello non voglio l'inceneritore, senza capire qual è la logica che porta agli inceneritori, qual è la logica che porta a uno smaltimento di rifiuti così e qual è la logica che porta alla produzione dei rifiuti. Per questo dentro la nostra associazione si fa un grosso sforzo elaborativo che si rifà a quanto già espresso ampiamente dalla pubblicistica internazionale, la TUSH e tutti gli altri. Quindi non sono d'accordo su chi dice che dobbiamo essere una confederazione di no. Noi dobbiamo essere invece qualcosa di armonizzato che diventa veramente, come abbiamo fatto nel piccolo, faremo anche nel grande, che ci dia anche un carattere propositivo, perché se noi non siamo propositivi non siamo creduti da nessuno. Ecco, grazie. Tu? Sei? Roberto Scarpa. A mio avviso non si tratta di essere no, di essere propositivi, si tratta anche di leggere le premesse per questa situazione, per la situazione in cui ci troviamo, che è insostenibile per la vita umana, per la vita di altri esseri viventi, l'attività biologica in genere. Rimandare questa cosa a una prospettiva a lungo termine di decrescita, senza leggere cos'è quel sistema, le procedure, i meccanismi che invece legittimano questo tipo di crescita, vuol dire, a mio avviso, rinunciare ad affrontare il problema. Che se andiamo a individuare le cose che non vanno, vabbè, no. Andiamo a leggere perché non vanno e come viene generata la strada, l'autostrada, l'inceneritore Spesso queste cose succedono, non perché il mondo è fatto in modo tale che ci sono le leggi, ci sono norme che lo consentono. Spesso viviamo in una situazione in cui ci sono norme e leggi che, se applicate, permetterebbero di eliminare, di correggere, di vedere, di non consentire queste cose. Dobbiamo cercare di capire, quando andiamo e vediamo il Mose come è stato realizzato, che è stato realizzato al di fuori delle norme vigenti, quando andiamo a vedere le infrastrutture come vengono realizzate, ci sono valutazioni ambientali, legislazione in Italia, VIA, VAS, VINCA, tutte che dovrebbero valutare la compatibilità di queste cose con l'ecosistema, con l'ambiente, con i vari. Andiamo a vedere chi le fa, chi fa queste valutazioni. Sono fatte bene? Corrispondono a quanto dice la legge? E qui ci troviamo a dire cambiamo indirizzo no allo sviluppo,
questo tipo di sviluppo, che poi sviluppo e dinamica finanziaria cos'è, quindi puntiamo sulla decrescita. Andiamo un po' a leggere attualmente cosa sta succedendo in Veneto, cioè non è casuale che il MOSE è stato fatto anche se non si poteva fare, no. Molte delle cose che vediamo attorno si fanno, ma per le norme vigenti non sarebbero consentite. Abbiamo una struttura che dovrebbe essere al servizio dei cittadini, che dovrebbe applicare le norme vigenti, che non fa questo lavoro, fa altro. Cioè, se non cerchiamo di capire queste cose, cerchiamo di combattere contro il mulino a vento. E noi andiamo a proporre in mondo diversi, tanto questi continuano tranquillamente a. Quindi ci sono dei problemi, cerchiamo di individuare con una certa precisione quali sono le cause. Quindi sì, prendi alcune cose contro o per risolvere queste. Se posso chiedere anche per concludere poi nei tempi desiderati, mi interessava in questo momento prendere la posizione più collettiva, più desiderata da tutti quanti rispetto scusate, ma altrimenti andiamo a discutere delle cose sacrosante, le cose che hai detto, condividi tutto, ma non sono lo specifico di quello che stiamo dibattendo, e cioè praticamente che cosa facciamo da qui al giorno delle votazioni come rapporto di comitati da una parte e di altre scelte politiche dall'altra, perché io credo sia molto importante avere uno spessore come comitati, comunque un'immagine come comitati dove non c'è confusione, per cui quando uno mi vede mi dice tu appartieni a quello. Anche perché il lavoro che facciamo lo facciamo nei confronti di tutta la popolazione che vota come voterà, non che vota come pensiamo noi altri. E quindi a tutti quelli che votano noi ci rivolgiamo, perché per quanto concerne l'urgenza e la gravità e anche i contenuti ambientali ci sia uno schieramento che dovunque, se uno non vota dalla parte che dico io, a me interessa che il problema lo senta lo stesso e lo faccia valere laddove lui pensa di entrare. Io capisco che questo è un ecumenismo che non piace ad alcuni necessariamente, perché uno si schiera più decisamente da una parte che non dall'altra, e questo è normale, però è molto importante che quanto i comitati, la rete dei comitati o le manifestazioni che facciamo come comitati non si confondano con una sola forza politica. Questo era il concetto che c'era. Allora vi chiederei di stare dentro a questa discussione un attimo, chiudiamola, mi pare che ci siamo poi, che sia una cosa anche condivisa, sia praticamente che i canali sono diversi, sia che poi è accettato da tutti quanti, mi pare quasi tutti, non ci sono grandi difficoltà, anche perché sappiamo che c'è la commistione. E cioè non si discute di politica solo nella pratica, e nella pratica ci troviamo insieme, ci mancherebbe altro che ci dividesse sulla pratica, ma però che sia chiaro che la rete di comitati è una realtà e le forze politiche sono una realtà specifica, diversa, ma non in opposizione, diversa. Allora dimmi che volevi dire tu, sì, ti chiami? Io mi chiamo Daniele Nottegaro e sono di Verona. Daniele? Nottegaro. Io mi sto occupando attualmente di inceneritori di Cadelbue come associazione, e mi sono occupato e sono ritornato sul discorso TAV, perché adesso a Verona, adesso a Verona Brescia, però poi Padova, Verona-Padova stanno parlando anche lì. Praticamente io sono d'accordo con quello che diceva Don Bizzotto, cioè nel senso di tenere separato il discorso comitati dal discorso, diciamo, liste politiche, perché noi a Verona abbiamo fatto un'esperienza nel 2012, seconda elezioni amministrative in cui c'era Tosi candidato, insomma. Abbiamo presentato una lista dei comitati perché in 5 anni precedenti non c'era opposizione in pratica, il PD era, diciamo, che era la forza d'opposizione, era abbastanza inesistente e praticamente non ha fatto niente, neanche il nostro aiuto, e così abbiamo deciso di fare questa lista politica, questa lista di comitati dove c'era dentro anche quelli contro gli inceneritori che eravamo noi, che abbiamo fatto 2 manifestazioni insomma, con 4-5.000 persone in 2 anni successivi, c'erano quelli del Traforo, del Torricelli, eccetera. Per cui comunque dal punto di vista dei comitati che avevano operato negli anni precedenti c'eravamo tutti. Diciamo che però è stata una delusione, nel senso che alla fine abbiamo preso 3.000
3.000 voti e praticamente, visto anche perché avevamo fatto l'apparentamento comunque con il candidato sindaco del centro-sinistra, che era Michele Baltuco, ex presidente regionale di Lega Ambiente, comunque non abbiamo fatto il consigliere. E questo secondo me dimostra che i comitati, che sono tipicamente apartitici, nel senso che io nel comitato di cui faccio parte contro l'alta velocità, ad esempio, ci sono persone che si sa che sono del 5 Stelle e ci sono anche persone che sono di esempio una persona con cui collaboro da 18 anni contro la TAV è di rifondazione comunista da sempre. Però appunto all'interno quando ci troviamo per la TAV parliamo di come fermare questo disastro. Il resto lo discutiamo alla fine, infatti a volte ci sono delle accese discussioni che si sta lì fino all'una alle 2 no. Però questo per dire, secondo me, come diceva Don Bizzotto, cioè, se noi facciamo la lista questo raggruppamento regionale di comitati dovrebbe trovare i punti in comune da portare avanti insieme, e una cosa che secondo me manca, e lo stiamo un attimo noi mettendo in piedi, cercando di mettere in piedi dal punto di vista del contrasto alla TAV, è una specie di consulenza legale, cioè come sottolineava anche lui prima. Ci sono delle grandi opere o delle opere che vengono fatte anche se dal punto di vista della legge non si potrebbero fare, però siccome nessuno è in grado di evidenziare nei posti giusti questa carenza, comunque la cosa va avanti anche se è contro la legge. Per cui dal mio punto di vista sarebbe, e qui la lancio come proposta, però poi sarebbe importante anche trovare al nostro interno delle persone che siano in grado di darci anche, magari per ogni specifico o comunque in generale, ma se poi fosse possibile competenze giuridiche. Esatto, perché io sto vedendo con la TAV che adesso abbiamo una persona che se ne sta occupando in maniera significativa, abbiamo già beccato un paio di cazzate, un paio di cose sbagliate nella via, e hanno dovuto riaprire i termini. Infatti adesso hanno prorogato di altri 30 giorni la scadenza dei termini sulle terre, dei piani di smaltimento delle terre da scavo, perché si erano dimenticati di farli. Tocca già a me? Telegrafico, perché sono d'accordo nella proposta iniziale che faceva Spartaco, cioè quella di separare, diciamo, se qualcuno, perché è un lavoraccio quello di diciamo, leggere prima le cose, immagino, io non me ne intendo, e di separare le comunicazioni, il tipo di comunicazione. Io credo che noi abbiamo, diceva Carlo, tu Albino, noi dobbiamo essere assolutamente gelosi e dobbiamo tutelare l'autonomia e l'unità della rete e dei comitati in assoluto, cioè noi dobbiamo ragionare con la nostra testa e tentare, non solo, anche perché dobbiamo ancora appunto associare tante forze e così via. Quindi la separazione, diciamo, dall'attività di movimento dei comitati da quella politica partitica elettorale è secondo me da sancire in tutti i modi. Allo stesso tempo però dobbiamo riconoscere che non siamo indifferenti al fatto che le nostre proposte, che i nostri no, i nostri sì, tutti assieme vengano recepiti, anzi lavoriamo perché le forze politiche recepiscano, quindi è nostro interesse, diciamo, fare in modo che partecipino anche qui, anche perché non possiamo togliere i diritti costituzionali a ognuno di noi e quindi fare politica. E è chiaro che in questo lavoro ci saranno vicinanze e distanze, che è bene anche venirle a sapere, per cui ecco, io nella mia casella di posta cartacea ho scritto che non voglio pubblicità, adesso non so, quindi non voglio pubblicità neanche dei candidati, quella diciamo dozzinale, però se invece circola e sarei interessato a sapere se le forze politiche cosa ci rispondono, cosa ci dicono, se entrano in interlocuzione con noi e così via, per cui ecco, sento dobbiamo saper gestire questa cosa qui. Altro problema, quello che diceva Carlo, che mi pare giusto anche sancirlo come regole, diciamo che il portavoce
dei nostri coordinamenti, sarebbe bene che non fossero candidati in nessun, almeno in questo momento, in questi 2 mesi, che non siano formalmente candidati, perché allora lì si crea probabilmente un equivoco. Ma se ognuno di noi è inevitabilmente, io penso che sarebbe, magari ognuno di noi fosse militante nei partiti e quindi portasse nelle forze politiche le nostre istanze, no? Sarebbe una bella cosa. Vincenzo? Sì, allora, Vincenzo Pellegrino, vengo da Rovigo. Diciamo che sono sulla lunghezza d'onda degli interventi che mi hanno piaciuto, in particolare quello di Paolo, quindi sono d'accordo con la proposta che faceva Spartaco di dividere le 2 liste, nel senso che la lista dei comitati, la lista 30 novembre deve rimanere ad uso esclusivo dei comitati per quanto riguarda quella che erano l'uso strumentale per la comunicazione, l'individuazione di iniziative comuni, eccetera. Per quanto riguarda il discorso di invece la comunicazione più di carattere partitico, se vogliamo, anche in vista delle regionali, io credo che possa avere, sia giusto che abbia un canale alternativo, per cui chi adesso è dentro la rete può, come dire, essere inserito in questa nuova rete, poi chiaramente se non gli interessa esserci dentro semplicemente si fa cancellare, si fa togliere, nel senso che è importante rendersi conto che poi lo sbocco istituzionale, lo sbocco dentro le istituzioni è fondamentale. Io lo vado dicendo dall'origine di tutta dell'attività di questa rete, perché altrimenti sappiamo bene che i comitati hanno, come dire, hanno una certa forza, un certo peso che fa leva sulla partecipazione, sulla presenza delle masse, sulle iniziative, eccetera, però non ha il coltello dalla parte del manico, non è dentro la stazza dei bottoni, è comunque sempre al di fuori della dimensione istituzionale, che è quella che poi prende le decisioni, prende le scelte, per cui è fondamentale guardare anche quell'aspetto lì, quindi ben venga un discorso di, come dire, anche di capacità di rappresentare queste istanze. Credo che però sia giusto fare un discorso chiaro rispetto a quello che sta nascendo in un modo un po' equivoco, forse un po' dentro, un po' fuori questa realtà, che è il discorso di ora. Carlo giustamente l'ha tirato fuori all'inizio e credo che sia chiaramente, ma penso Michele capisca benissimo la questione, insomma è ovvio che non si possono identificare stesse persone che sono rappresentanti della rete dei comitati e sono anche rappresentanti di una lista che si presenta alle regionali. È importante che queste dimensioni si distinguano, anche per evitare un discorso, una confusione sul discorso del lavoro prodotto dalla convention, per esempio. Cioè, sono stati prodotti dei documenti, abbiamo prodotto anche delle sintesi, che probabilmente erano delle sintesi necessarie per rivolgersi al mondo della politica, no? Al mondo di chi poi comunque si presenta alle elezioni. E quindi questa nostra proposta, questo nostro impegno verso appunto la relazione con i partiti deve essere, come dire, trasversale, neutrale, deve guardare a tutti. Credo che però il discorso che si faceva, credo anche nella tua ultima mail, tu accennassi, Bino, è il discorso anche di aprirsi ad esempio al mondo delle scuole, al mondo, come dire, dell'opinione pubblica in generale, attraverso tutti i canali che abbiamo a disposizione. Mi fermo qui, ecco, credo che siano 2 dimensioni comunque importanti da tenere separate, tenendole attive entrambe. Mi fa, possiamo chiudere questa fase, perché tu non sei sempre stato qua tu? Sì. No, era solo per dare conferma. Io sono Antonio Candiello, ho un passato molto lungo sull'associazionismo, adesso mi candido per un partito, per il Movimento 5 Stelle. Però volevo precisare un aspetto. Avendo lavorato molto sulla questione di Marghera, sulla chimica, referenza, eccetera, quello che noi abbiamo visto è che lì si lavora molto bene per rendere un tema non, come dire, non locale a un gruppo di persone limitato, ma da aprirlo alla popolazione intera. Quindi operazioni di questo tipo si fanno meglio con movimenti, comitati liberi dalla politica, ok? Quindi per trasferire cultura al territorio di ciascun tema, può essere la TAP, può essere le scorse impianti inquinanti in Marghera, possono essere le grandi infrastrutture, si fa meglio in questa veste. Dopodiché il limite di cui ci siamo accorti noi stessi dell'Assemblea Permanente contro il pericolo chimico è che poi in sede istituzionale, in sede dell'amministrazione comunale o regionale, poi le scelte vengono fatte in maniera indipendente, perché la rappresentanza è quella che conta, okay? Quindi sono due contesti da muoversi in entrambi. A mio avviso il lavoro è stato notevolissimo, quello dei sì e dei no. Noi come movimento sposiamo praticamente tutto quello che è stato tutta i sì e i no, acqua, terra, eccetera. Quindi ma credo che siano condivisi da veramente
quasi tutte le forze politiche, con qualche ipocrisia magari da parte di alcune, perché è veramente un cambiamento culturale. Quello però che bisognerebbe, i due piani sono questi: da una parte bisogna diffondere questa cultura perché non è così diffusa all'esterno e si fa meglio con i comitati, dall'altra parte bisogna portarla in sede nelle assemblee regionali e comunali, perché altrimenti non si è efficaci. E quindi è per dire che i due piani ci sono, è inevitabile dirselo, e sono due contesti diversi. Solo ricordare la proposta che avevo fatto sulla mailing list, che era una proposta intermedia tra quel soggetto politico e niente, che era quello di fare un soggetto solo di riferimento per i comitati, quindi che si possa presentare le elezioni dicendo: noi non abbiamo un programma politico se non quello di essere dei rappresentanti per i cittadini, quindi rivolto a chi si astiene perché non ne vuole sapere dei partiti, e dice: invece di votare un partito, vota la lista dei comitati, che come suo unico punto di programma è quello di essere a disposizione di comitati e di persone che vogliono. Ma implica tutta una serie di cose questo discorso che stai facendo tu, nel senso che vorrebbe dire che quella rete, quella forma di rappresentanza lì, quella lista lì dovrebbe nascere con la partecipazione di tutti, con la condivisione di tutti, dovrebbe essere una roba fatta in forma trasparente, democratica, dal basso, diventa una roba molto complessa e diversa da quella che sta facendo ora. Comunque è una cosa distinta. Io penso che potremmo tirare questa conclusione: il problema centrale non è fra noi, il problema centrale è l'immagine che diamo fuori, è l'identità come viene recepita, non è il fatto che noi ci spacchiamo qua perché adesso uno va da una parte e uno va dall'altra, ognuno va dove vuole, e quindi non ci diamo, non c'è una opposizione fra di noi. Il problema è di mantenere però una visibilità e un tipo di immagine che sia chiara per chi in qualche modo è interessato a lavorare, perché i comitati stessi sono formati da soggetti diversi politicamente, perché la realtà di tutti i comitati è una realtà trasversale rispetto alle scelte specifiche partitiche. Allora io direi che questa caratteristica dei comitati, che già al loro interno è trasversale ai singoli partiti, debba essere chiara per tutte le organizzazioni e tutti i gruppi e tutte le comunità e tutte le sedi dove l'ambiente deve diventare un elemento di grande impegno, perché nelle scuole per esempio è un impegno fondamentale questo del prendere sul discorso della terra e altre cose. Allora come fare ad entrare? Perché se entriamo come partito è chiaro che siamo esclusi. Allora, nello stesso tempo però io non chiedo mica a quelli del partito che sono bravi, o quelli di Lega Pietri che hanno fatto una cosa buona, o a quelli altri dell'Italia Nostra che fanno una cosa altrettanto buona, non dico mica voi state fuori perché sennò rompete l'immagine, ci mancherebbe altro. Allora io penso che siamo arrivati già, mi pare che Michele abbia detto Franco, insomma prima, è vero, io sono in una posizione diversa adesso, però la competenza di Michele per me nel lavoro anche dei comitati, io la tengo all'interno del lavoro dei comitati, non più l'immagine però pubblica a nome dei comitati, su questo lo chiediamo fino al giorno delle votazioni. Siamo d'accordo su questo? Mi pare che ci siamo allora sulla gestione, già la premessa fatta, che io direi che siano due liste, ognuno va via per conto suo. Siete d'accordo su questo? Scusatemi, no, due liste. Scusatemi, due mail. Chiudiamo qui la parte della discussione, va bene? Allora scusatemi, vi chiedo scusa. Allora